Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Siamo al nostro terzo incontro del ciclo sulle fondazioni culturali a Venezia che abbiamo inserito nel nostro ciclo Ateneo per la città. Sapete che da qualche anno in Ateneo abbiamo inaugurato questa serie di incontri sui problemi, sulle attività, sulle cose rilevanti della nostra Venezia. Siamo partiti con questo ciclo sulle fondazioni culturali per vederne non tanto l'impatto sotto il profilo strettamente culturale, ma gli effetti socio-economici sulla città. E quindi in termini di nuove professioni, magari anche per i giovani, in termini di residenzialità, in termini di affidamento dei lavori a varie ditte, in termini anche di sostenibilità, cioè di verificare quanto poi queste fondazioni, una volta partite, si mantengano nel tempo. Vedete questa bella slide. Devo ringraziare David Rankovic per aver fatto questo censimento delle fondazioni, perché delle volte non si ha neanche l'idea di quante siano le fondazioni culturali a Venezia. Abbiamo visto che questo argomento, che l'Ateneo riteneva importante ma non sapevamo poi se avrebbe trovato riscontro in città, ha suscitato un grande interesse, anche un dibattito, e quindi l'Ateneo vorrebbe portare avanti questa discussione e magari anche con uno studio scientifico con dei dati, e dei dati, come dire, validati da una ricerca scientifica su questi effetti socio-economici. Questa idea, che era solo un sogno, forse il primo incontro, sta diventando concreta e credo che fra poco potremo partire con questo studio, così porteremo anche a casa qualcosa e non solo, come dire, dei discorsi, delle parole, che pure sono molto importanti per raccontarci di queste fondazioni. Abbiamo avuto chairman e chairwoman di tutto rilievo, come sapete. Nel primo Walter Veltroni, nel secondo Giovanna Melandri, che ringrazio perché adesso fa anche da spettatrice e ci onora quindi della sua presenza, il terzo col presidente Paolo Baratta. Devo dire che Venezia deve molto al presidente Baratta per tutto quello che ha fatto in tanti anni importantissimi, e quindi noi siamo molto contenti che a questo terzo incontro sia con noi con la sua grande esperienza. Quindi grazie a tutti, buon incontro, la parola ai nostri relatori. L'idea di dedicare un incontro al fenomeno sempre crescente di fondazioni nazionali e internazionali che decidono di aprire una loro sede a Venezia o di trasferirsi tout court a Venezia è nato proprio da Antonella Magaraggia, e insieme con Donatella Calabi, Emanuela Bassetti e Andrea Erri abbiamo pensato che non era possibile parlare delle fondazioni nuove, dico Kapur, Bergruen, Gunestekin, tanto per dire 3 nomi, senza pensare a tutto il lavoro fatto da fondazioni come la Cini o la Fenice. Quindi è un panorama vasto e articolato, e questa slide vuole in qualche modo rappresentarlo. Lo stesso David Rankovic, che ha redatto questo primo elenco, che ovviamente si presta a innumerevoli integrazioni, aggiunte, correzioni, è un esempio vivente
che in quanto da una parte lavora alla Fondazione TBA 21, dall'altra ha un suo ufficio che ha il compito di sviluppare delle mostre che proprio grazie alla Biennale o delle iniziative culturali che si svolgono a Venezia. Quindi è lui stesso un esempio vivente delle opportunità professionali che sono create da questa situazione. Il fatto che sia un fenomeno in movimento è testimoniato anche dal fatto che quasi ogni giorno ne compare una. Pensiamo alla fondazione intitolata a Virgilio Guidi, poche settimane fa, o alla Scuola Grande di San Marco, che ha deciso di darsi la forma, operosa ovviamente da secoli, operante da secoli, ma che ha deciso di adottare la forma della fondazione. Sull'approfondimento scientifico ovviamente ne abbiamo continuamente parlato a margine di questi incontri e sarà molto importante da una parte avvalersi delle competenze professionali più idonee e dall'altra parte anche definire meglio il perimetro e poi possibilmente mantenere questa piattaforma di relazione tra questa quasi sessantina di entità, relazioni che già esistono ma che potranno e dovranno essere incrementate. Vogliamo dire che siamo consci della ricchezza e dell'articolazione di questo ambito e quindi coloro che abbiamo invitato sono solo in rappresentanza di altri, non vogliono certo esaurire il quadro, dipende anche dalla loro disponibilità. Voglio ad esempio dire che la Fondazione dei Musei Civici di Venezia, che era una delle prime che ci ha dato la sua disponibilità proprio all'inizio del nostro percorso, poi ha avuto degli impegni successivi che le hanno impedito di essere qui. Quindi non contiamo presenze e assenze, valorizziamo piuttosto le presenze. E rispetto a questa slide voglio ad esempio dire che manca il centro veneziano della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, che ha la sua sede principale a Genova, ma ha sedi un po' in tutta Italia, che lavora insieme con Ca' Foscari e il cui Center for Cultural Heritage Technology ricerca e promuove nuove tecnologie per l'analisi e la conservazione dei beni culturali che sono particolarmente importanti per la nostra città. Per cercare di orientare le presentazioni, non disperderle troppo, abbiamo focalizzato l'attenzione sulle nuove professioni, sulle formazioni e opportunità di lavoro, sulle ricadute che auspicheremmo molto sulla residenzialità, che ovviamente è un tema vivo per la nostra città, sull'attivazione di reti di subfornitura, la sostenibilità economica e sociale e anche la collaborazione e le sinergie. Grazie soprattutto a Emanuela Balsetti che direi, non so, oltre ad aver coordinato, aver seguito tutti i lavori, ci ha messo a disposizione la sua straordinaria rete di relazioni, abbiamo potuto avere appunto come chairman Giovanna Melandri e Walter Veltroni e anche Paolo Baratta, a cui forse saremmo arrivate anche da sole, i quali Walter Veltroni e Giovanna Melandri, i quali nel ruolo di ministri dei beni culturali sono stati protagonisti dell'applicazione dello strumento gestionale della Fondazione nell'ambito della cultura, con prima le istituzioni lirico-sinfoniche, Pompei, il Museo Egizio di Torino e la Biennale di Venezia. Ecco quindi, siamo arrivati quindi al nostro chairman, economista e manager. Presentarla a Venezia mi pare quasi incredibile, più volte ministro delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio, dell'ambiente, dei lavori pubblici, ma vorrei anche ricordare vicepresidente del FAI, una cosa che sembra non entrare niente, ma in realtà anche la presenza di queste fondazioni per me è come il segno di una maggiore partecipazione di quella che una volta si chiamava società civile alla gestione di questo nostro straordinario patrimonio culturale. Ma soprattutto è qui come presidente della Biennale per 2 volte, dal 1998-2001, proprio nella fase crucialissima
bellissima dell'applicazione del nuovo sistema di gestione, credo una grande, vera e grande rivoluzione, e poi in un lungo e fortunatissimo governo durato dal 2008 al 2020, che ha consolidato e cambiato, diciamo, sostanzialmente il posizionamento internazionale di Venezia per quello che riguarda l'arte, e a cui dobbiamo anche, noi siamo tutti convinti, il moltiplicarsi di questi fenomeni. Quindi lo ringrazio anch'io della sua presenza e gli do subito la parola. Molte grazie, anche perché mi sembra di essere più in una riunione di amici che non in una tavola di una conferenza o di una discussione. Immagino come il gelato, Bene. Io farò qualche considerazione di carattere generale, perché sento sempre sotto, come dire, l'urgenza di spiegare che queste istituzioni sono utili, producono ricchezza, sono nell'economia, sono strumenti. C'è sempre questo tormento per cui si vuole sempre sentire un po' di tintinnar di monete quando si parla di cultura. Ecco. Allora, a questo proposito voglio subito dirvi che occorre fare percorsi sostanzialmente diversi. E richiamo alla vostra memoria una figura che nella metà del Settecento si chiamava Adam Smith, scozzese, insegnante di scienze morali, fece un viaggio in Europa, tornò e scrisse La ricchezza delle nazioni. E questo signore si domandava: ma in cosa consiste la ricchezza di una nazione? Tema vivo all'epoca perché allora, come negli anni precedenti e forse ancora negli anni successivi e forse ancora oggi, c'era chi riteneva che la ricchezza di una nazione fosse la somma delle monete d'oro che stava nella tasca dei cittadini più quella che stava presso lo Stato. Questa era la potenza d'acquisto e quindi la ricchezza sostanziale di un popolo, di una nazione, anche perché questa significava che poteva essere mobilitato un esercito per difenderla. Fin dalla prima parte, questo scrisse un libro che ovviamente giunge a conclusioni completamente diverse, e le conclusioni del libro stanno nelle prime 3 capoversi della prefazione. Dice non appunto che cosa è la ricchezza di una nazione. La ricchezza di una nazione sta nell'arte, nell'intelligenza, nella destrezza di chi vi opera e nel numero relativo di quanti vi operano rispetto a quanti non fanno nulla. Arte, intelligenza e destrezza. Oggi, sapendo che dobbiamo vivere in società più complesse, poi aggiungeremmo forse che occorre un po' di consapevolezza di quello che è tutto ciò che ci circonda, degli effetti indiretti di quello che facciamo, delle conseguenze possibili per il futuro. E sempre poi ricordando la tragedia greca, un po' il carattere come elemento costitutivo di una personalità, di una persona moderna. Insomma, tutti ingredienti, arte, intelligenza, destrezza, consapevolezza e carattere, che formano la cultura di una società civile. Perché la cultura di una società civile è data dalla qualità delle azioni che la società civile, ovvero i suoi singoli soggetti, sono in grado di mettere in atto, singolarmente o attraverso istituzioni o attraverso le istituzioni diciamo statuali che la comunità si dà. La qualità delle azioni individuali e collettive. E questa è una concezione della cultura come ricchezza sociale alla quale io aderisco e ogni tanto mi trovo a polemizzare con quanti invece danno della cultura. Purtroppo la parola cultura è una parola che ha troppi significati nel nostro vocabolario e quindi qualcuno pensa che cultura sia
come dire, tutto quello che abbiamo ereditato, che rappresenta la cultura di quelli, non certo la cultura nostra, o che la bellezza sia la fonte di ogni... La bellezza è certamente una fonte di ispirazione, ma la bellezza in quanto tale, come diceva Thomas Mann, rischia di essere soltanto una nostalgia. La qualità delle azioni che mettiamo in essere è la civilizzazione alla quale apparteniamo, cioè la caratura culturale di una civiltà. Quindi parlare dei soggetti che danno vita alla società, e in questo caso fare una carrellata sui soggetti che hanno determinate caratteristiche, vuol dire occuparsi dei coloro ai quali sono i depositari di questa ricchezza, coloro che promuovono e diffondono, o promuovono direttamente o chiedono o sollecitano arte, intelligenza e destrezza. Nella società moderna la conoscenza e l'esercizio di queste virtù deve affrontare una difficoltà, che è il progresso delle conoscenze che continuano ad evolvere, e noi arranchiamo singolarmente, nel senso che nessuno può pretendere di conoscere, non dico tutto, ma neanche molto di quello che è oggi in uso e viene utilizzato dalla società nella quale viviamo. Possiamo esistere come società e quindi possiamo avere una cultura della società soltanto se possiamo fidarci di quello che altri conoscono, studiano, pensano e dicono. La fiducia è un collante essenziale di una società di individui che devono esprimere arte, intelligenza e destrezza. Ed è la fiducia in sé, la fiducia negli interlocutori, la fiducia nei soggetti e nelle istituzioni. In un'epoca nella quale l'immagine che più si addice a noi è quella di Tantalo, insomma, la conoscenza sta lì e noi con la mano tendiamo e poi mentre arriviamo quella ci scappa. Troppe cose conosce il mondo, troppe cose stanno nel grande libro della conoscenza del mondo. E qui in questo intervallo tra la mano tesa e la mela che sfugge si inseriscono 1001 interessi che vogliono distogliere la nostra attenzione, scoraggiare il nostro tentativo e utilizzare il nostro scoraggiamento per imporre la loro volontà. Lo scoraggiamento di Tantalo è il pericolo di questa società, lo scoraggiamento di fronte al fatto che qualcosa a cui ambisci purtroppo è al di là delle tue possibilità dirette, di possesso diretto almeno tradizionale, e quindi la depressione e la rinuncia può essere una tentazione altrettanto importante. Resti solo con la mano tesa verso la conoscenza se ti affidi, se tu hai fiducia in tutto quello che intorno a te è vero, è onesto, è corretto, ti può essere utile e poi ti puoi scambiare tranquillamente, perché quello che non sai tu, sai il tuo vicino del quale ti puoi fidare. Questo è un tema fondamentale per quanto meno ritengo, se consideriamo la nostra società. Le fake news sono un danno devastante per una società che deve vivere soltanto di fiducia l'un con l'altro. L'idea che ci siano strumenti attraverso i quali tra la nostra mano e la mela si inseriscono vari rapinatori che ci impongono loro notizie, loro informazioni. Già siamo soggetti alla pubblicità, che in qualche misura è una distrazione violenta delle nostre propensioni e dei nostri desideri, ma c'è di più. C'è il pericolo, dicevo, che di fronte a questi inserimenti vi sia o l'asservimento o la rinuncia o la disperazione. Potete anche analizzare molti fenomeni della storia recente, come la storia di tanti Tantali che cercano soltanto le ragioni per dichiarare dell'essere vittime di qualcosa e di cercare un colpevole della loro condizione di inferiorità. E le istituzioni sono
oggi molto più importanti di prima come riferimenti, sono assolutamente essenziali, sono gli agganci cui noi possiamo attaccarci per poter continuare a scalare quello che la vita ci offre come clivo da scalare. Ma le istituzioni sono i portatori di quello che noi non abbiamo, sono i portatori della conoscenza che noi non possiamo sviluppare. Io non so se le università hanno veramente capito qual è la loro importanza oggi, qual è l'importanza della ricerca perché loro sono coloro dei quali ci fidiamo e per quanto è importante che le istituzioni che presiedono a qualsiasi forma di comunicazione, trasmissione o intermediazione di conoscenza svolgono e alle quali dobbiamo affidarci interamente. E questo è un tema della società moderna. Io trovo che oggi il problema vero sia questo, la possibilità di avere sufficiente fiducia tra noi e tra i soggetti che come noi conoscono e sanno e del cui sapere dobbiamo avvalerci. E senza il collante della fiducia la società è minata e troppi sono, ripeto ancora una volta, gli interessi che vogliono inserirsi per indurci ad un atteggiamento disperato o scorato o rinunciatario. Fondazioni sono tra i soggetti naturalmente che la società ci offre. Mi fermo un attimo sulle fondazioni. Le fondazioni sono naturalmente di vario tipo. La fondazione originalmente è un soggetto previsto per situazioni nelle quali c'è un lascito di un qualcosa che ha bisogno di cure o che deve essere può essere oggetto di valorizzazione nel tempo, e di qua un bel podere dal cui reddito tirar fuori le risorse per mantenerlo, cioè le tradizionali fondazioni hanno quello che deve essere difeso e quello che dà i soldi per poterlo fare. Poi piano piano naturalmente i poderi hanno perso valore, le fondazioni hanno perso i loro patrimoni, e molte fondazioni sono diventate fondazioni che hanno bisogno di supporti, hanno bisogno di entrate diverse, visto che il patrimonio lasciato è esaurito. Poi, addirittura noi, dagli anni fantasiosi, abbiamo costituito molte fondazioni senza patrimonio, e la fondazione senza patrimonio è un'invenzione tutta italiana, che dimostra il nostro estro anche nel giocare col codice civile, perché in fin dei conti è una forma societaria particolare che ci consente di insieme decidere e fare qualcosa. Naturalmente il problema del reddito col quale da utilizzare per realizzare quella finalità si pone, e qui insomma tra possibilità di vendere, possibilità di contributi pubblici, possibilità di realizzare sponsorship o quant'altro, ce la dobbiamo cavare. Vi sono le fondazioni bancarie, per esempio, sono fondazioni che sono nate appunto invece molto ortodosse, con le azioni della banca come reddito. Quindi, vi sono poi, negli ultimi anni si è sviluppato un altro fenomeno, che forse ricordo, cui faceva accenno prima, l'uso della fondazione come soggetto, come formula societaria di un soggetto che ha degli scopi, non è neanche tanto lo scopo di difendere o di difendere un patrimonio o una memoria, ma proprio la riforma che fu fatta dalla Biennale nel 98, che fu parallela a quella degli enti lirici, in fin dei conti allora poi non si chiamava neanche fondazione, si tentò una soluzione, una formula che si chiamava società di cultura, ma insomma la fantasia dei giuristi può arrivare a qualsiasi definizione. La buona sostanza significava sottrarre cioè determinate attività e determinati soggetti ai vincoli dell'essere un'azienda di Stato o addirittura del parastato, dai vincoli che limitano l'azione dei funzionari della pubblica amministrazione, e dargli invece uno statuto di impresa, cioè di soggetto che può
usando il codice civile, che può esprimere volontà autonome, che può progettare il suo futuro, che può quindi confermare la sua autonomia non soltanto nell'autonomia formale degli atti, ma la sua autonomia nella sua capacità di esistere, di promuovere se stessa e di svilupparsi. Fu questa un'importantissima riforma della quale aveva dato il merito ai ministri Veltroni e Melandri, e fu la prima, devo dire, la prima riforma interessante da partire dalla liberazione in avanti, perché questo nostro paese sulle istituzioni culturali non si è molto espresso dal 45 in avanti, si è lasciato un po' tutto com'era, no? A partire dalla scuola, le altre. Solo nel 98 appunto c'è questa impennata di innovazione istituzionale, e allora la fondazione diventa la formula con la quale si possono trasformare enti pubblici gestiti secondo le regole della pubblica amministrazione in soggetti capaci di iniziativa e di propria volontà. E uno si domanda perché non estenderla, perché la Biennale questo è stato, e con la Biennale grazie anche a questo è stato possibile fare quello che è stato fatto. La Fenice è stata oggetto di una riforma di questo genere, ma io mi domando sempre perché nel conservatorio, per esempio, non può diventare una scuola musicale di fondazione autonoma. La Fondazione Musicale di Venezia avrebbe nel mondo, invece di essere legato alle leggi dello Stato e dell'insegnamento, perché non la scuola d'arte? Perché non l'università non fa un passo avanti in questa direzione, piuttosto che ancora essere legata ai senati accademici e ai professori che devono essere i rettori, che devono essere i gestori dell'università, sapendo tutti che gestire una cosa non è la stessa cosa di fare quello che è gestito, per cui non è necessario che un grande chirurgo sia anche un grande amministratore. Insomma, quindi la Fondazione è diventata uno strumento di riforma della pubblica amministrazione, riforma degli apparati pubblici, ed è quindi usata del tutto in proprio rispetto alle formule originarie, però con una grande fertilità, una grande possibilità di essere, come dire, portatrice di novità. Cosa sono queste istituzioni per Venezia? Beh, vabbè, è inutile che lo ripetiamo tante volte, questa città ha tra le tante cose che non ha più, una cosa ce l'ha ancora, ed è il Miglio d'Oro dal quale, partendo, non so io, delle università, passando per il Palazzo Grassi, andando più avanti alla Guggenheim per la Biennale, piuttosto che non per i musei civici, per l'Accademia, ha un Miglio d'Oro di istituzioni culturali di una potenza e di una capacità che supera di gran lunga quello che può essere riferito alla città in quanto tale. Anche mettendoci dentro Mestre, facciamo 350.000 abitanti, qual è la città di 350.000 abitanti che ha questo popò di artiglieria da esporre? Evidentemente Venezia con questa sua artiglieria sta parlando al mondo, non sta facendo un servizio per la città, è la capacità di Venezia di parlare al mondo, ma soprattutto è questo che è utile a Venezia. È utile a Venezia perché la gente che viene per tutte queste iniziative viene per vedere quello che si fa a Venezia, non per vedere Venezia, non per trascorrere ore di diporto, ma per riconoscere nella città delle capacità di realizzazione, di produzione, di interlocuzione, addirittura a scala internazionale. Quindi sono delle energie vere, preziosissime per la città, e la città basterebbe che chi la governa e chi ha responsabilità considerasse che soltanto dare una mano a queste istituzioni, soltanto aggiungere qualche risorsa a queste istituzioni potrebbero aggiungere a quello che già fanno delle iniziative mirabili, perché diciamo l'artiglieria è tutta là, un proiettile in più sarebbe per quell'artiglieria un vantaggio straordinario se si potessero ciascuno avere
non soltanto una buona capacità di fare quello che si fa tutti gli anni, ma anche un progetto di crescita, un cantiere col quale si aumentano le capacità in campi paralleli, per i quali, esistendo l'impresa, c'è anche la capacità di immaginarla, progettarla e realizzarla, quello sarebbe un potenziale di crescita per la città, secondo me, che con non tante risorse potrebbe dare risultati assolutamente eccezionali per la città. E questo è importante, ragionare di queste cose, è importante che voi facciate questo censimento di soggetti operanti, soggetti appunto dai quali può venire insegnamento di arte, intelligenza e destrezza. È importante per il momento in cui viviamo. E viviamo anni non facili e i campanelli sono stati suonati più volte. E adesso spero che qualcuno cominci a suonare qualche campana, perché in Italia sono più di parecchi decenni che è in declino rispetto agli altri paesi d'Europa. L'economia italiana sta sul percorso di fondo dell'economia europea, e su quel crescere meno dell'Europa porta con sé tutti. Cioè, il Veneto nel 2000 era al 38esimo posto tra le regioni o le aree d'Europa, oggi è al 74esimo posto. Questo si chiama declino. Ma c'è poi un fenomeno che più recente è stato illustrato più volte, il fenomeno dell'abbandono dei giovani dotati di una laurea o di un diploma tecnico. Ogni anno lasciano l'Italia 35.000 giovani, di quali il 70% laureati o diplomati, e non c'è il movimento contrario. L'Italia è l'ultimo paese d'Europa ad attirare giovani stranieri. E il Veneto ne perde 3.500 ogni anno. E la Lombardia ne perde di più, ma per unità di popolazione è più alta l'emorragia del Veneto. Insomma, la nave non solo ha perso energia, ma addirittura una falla nel fianco. Questa è una definizione più grave che si possa immaginare della situazione deficitaria di un paese nei confronti delle nuove generazioni e nei confronti di se stesso. Al calo demografico che già ci interessa e ci interesserà si aggiunge questa falla nel fianco della nave. Ora, le istituzioni della cultura sono chiamate ad essere più che mai responsabilizzate di fronte a fenomeni di questo genere, a offrire occasioni, a spiegare, a formare, a riflettere e ad agire in questo senso. E questa vostra ricognizione sulle energie esistenti mi sembra già un primo esercizio che vi auguro di continuare, perché questo è un contributo davvero alla coscienza di tutti noi. Non è più tempo di autocompiacimenti per nessuno, è tempo di svegliarci tutti. Grazie. Allora, standing ovation per Paolo Baratta, che anziché, come dire, compiacersi di tutto quello che ha fatto per questa città, i cui risultati concreti sono davanti agli occhi di tutti, anche il fenomeno che stiamo esaminando è una delle conseguenze di questo lavoro suo e della sua squadra e del suo gruppo, ma invece ci ha instillato come dire, una dura visione della realtà, ma insieme che rafforza il senso di responsabilità e la chiamata all'impegno per tutti quelli che operano in queste realtà, che si occupano sì di cose belle, ma non della bellezza, non solo di quello. Sono state citate le fondazioni ex bancarie e ci è sembrato importante invitare anche la Fondazione di Venezia, anche se non è propriamente una fondazione culturale, ma si sostiene e fa della cultura.
derivata dalla Cassa di risparmio di Venezia in base alla legge delega Amato Carli del 90 e poi perfezionata dalla legge Ciampi Amato del 98. Quindi sono proprio quegli anni in cui a diversi livelli, in diversi contesti, si lavora su questo, diciamo, rinnovamento, e che configura le fondazioni come holding pubbliche che gestiscono il pacchetto di controllo della banca partecipata ma non possono esercitare attività bancaria, e cui redditi devono perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale. Per anni, tramite la Fondazione di Venezia, forse l'ho già detto che deriva dalla Cassa di risparmio di Venezia, per anni tramite la Fondazione Venezia 2000 e poi direttamente, la Fondazione Venezia ha prodotto una quindicina di rapporti sulla produzione culturale a Venezia, e speriamo che possa essere il nostro partner principale, l'attore principale per questa ricerca che sogniamo di fare. Do la parola al suo direttore Giovanni Dell'Olivo, che ringrazio di essere qui. Grazie, grazie Paola. Mi ero ripromesso di non essere autoreferenziale, però dopo la prolusione di Paolo Baratta probabilmente riterrete abbastanza autoreferenziale quello che andrò a raccontarvi. Allora, diciamo che tra le varie definizioni delle fondazioni, una che a me piace molto è che le fondazioni sono corpi intermedi. E i corpi intermedi sono elementi qualificanti delle democrazie liberali. È vero che la Fondazione di Venezia, nel contesto delle fondazioni culturali, rappresenta un corpo intermedio fra i corpi intermedi, perché pur non immedesimandosi totalmente in una fondazione culturale, per una parte consistente della propria attività sia di investimento che di erogazioni, nei fatti lo è. Il 40% della nostra attività e ben oltre del nostro patrimonio sono interamente dedicati alla cultura. Questo vale per la Fondazione di Venezia, vale in buona sostanza anche per il resto del sistema delle fondazioni bancarie, che negli ultimi 15 anni hanno distribuito alla cultura, hanno investito in cultura circa 6 miliardi di euro, quindi quasi 400 milioni all'anno. La Fondazione di Venezia, che è una fondazione di media dimensione, che diciamo di 400 milioni, sul territorio di Venezia nello stesso periodo ha distribuito una cinquantina di milioni di euro. E lo ha fatto, lo dico per arrivare poi a individuare le nuove professioni, che sono uno dei temi di cui abbiamo come traccia di discussione. Lo ha fatto in diversi modi, lo fa attraverso tradizionalmente contributi a enti culturali, che sono altre fondazioni o associazioni, che sono appunto i due modi di fare non profit definiti dal codice civile, e recentemente lo fa anche peraltro attraverso l'istituzione del sistema dei bandi erogativi, a cui moltissime fondazioni e associazioni partecipano. Lo fa però anche attraverso partenariati stabili con altri grandi enti fondazionali, sia pubblici che privati. Quindi c'è la Fenice, c'è sicuramente il Teatro Stabile del Veneto, i musei civici, ma anche le fondazioni universitarie, che pur non essendo a loro volta fondazioni culturali, molto fanno per finanziare, per sostenere la cultura nella nostra città, attraverso tutte le attività di terza missione o public engagement, come si vuole chiamare, che la Fondazione di Venezia contribuisce a coprogettare, e questo è un altro tema importante, ecco, che le fondazioni fanno. Le fondazioni private sono in grado di fare coprogettazione con il pubblico. Questo è un aspetto, secondo me, da tenere in considerazione. Poi abbiamo finanziato e fatto crescere e sostenuto alcune fondazioni private. La Casa della Fotografia è anche citata qui, come realizzata con Marsilio Arte, è nata per proseguire l'esperienza di Casa dei Tre Oci, e ovviamente la Fondazione M9, che è direttamente costituita da Fondazione di Venezia, rappresenta la modalità di intervento diretto della nostra fondazione. Ecco, se non avessimo cominciato a lavorare direttamente come operatore culturale nel territorio, non avremmo i 45 dipendenti che tra Mestre e Venezia sono la forza lavoro, le risorse umane dell'organizzazione diretta.
Ma se dovessimo fare un ragionamento in termini di reti di subfornitura, sono state citate, questo numero probabilmente supera le 90 unità. Stiamo parlando di professioni legate alla gestione di servizi museali, di marketing e comunicazione, di produzione artistica e culturale, di design allestitivi, ma anche di fundraising, oltre che tutte le funzioni accessorie indispensabili per far funzionare queste altre funzioni, quindi la contabilità, il controllo di gestione, la finanza. Se dovessimo fare un ragionamento, diciamo per difetto, sul valore normale delle prestazioni dei professionisti ingaggiati anche attraverso le erogazioni a terzi enti, il numero di dipendenti che stabilmente vive nella nostra città e che può lavorare grazie a queste erogazioni si aggira attorno ai 200. Ecco che se vogliamo ragionare in termini di che cosa vuol dire intervenire sulla residenzialità, questo è un primo elemento. Bisogna assumere, bisogna trovare posti nel mondo della cultura che siano sostenibili e possibilmente farli lavorare nella città dove si vive. In più, e questo è un altro tema fondamentale, quando si parla di controllo delle reti di subfornitura, bisognerebbe che le fondazioni, noi abbiamo cominciato a farlo, ma in una ipotetica consulta delle fondazioni culturali potremmo decidere di farlo tutti, decidano che, come dire, stabilmente le reti di subfornitura devono privilegiare professionisti e artigiani del territorio. Questo non succede in via sistematica, ma sono convinto che potrebbe portare un passo avanti e a creare reale sistema della cultura per portare, come dire, attrarre cittadini nella città. Nuove professioni, le nuove professioni sono quelle che derivano dalle nuove tecnologie. Nel mondo della cultura il social media manager 10 anni fa non esisteva. Noi abbiamo cominciato ad assumere social media manager, sono manager che cominciano a ragionare in termini molto diversi dai primi social media manager, stanno cominciando a ragionare come autori di contenuti media, che devono saper utilizzare parole chiave in grado di ottimizzare i risultati dei motori di ricerca. Ecco, questi temi qui sono temi che la cultura deve porsi perché deve anche, come dire, portare a casa risultati. Il responsabile del marketing e del fundraising è stato un altro aspetto che nel nostro mondo, nel mondo del nostro museo, ad esempio, ha cominciato a diventare un elemento fondamentale, perché oltre alle risorse proprie, le fondazioni culturali devono attrezzarsi per avere risorse e fonti di finanziamento di terzi. Questo vale sia per le sponsorizzazioni da privati, ma vale anche e soprattutto per i bandi pubblici europei. Lo sappiamo che l'Italia ha, da questo punto di vista, un vulnus rispetto ad altri paesi europei molto forte. Noi non siamo capaci di, come sistema paese, di attrarre, di recuperare i fondi pubblici europei. Questo perché manca, sia nei dipendenti pubblici ma anche nel mondo del privato, una professionalità da questo punto di vista. La stiamo cominciando a costruire anche grazie al lavoro che facciamo con le università. E sulle università c'è tutto l'aspetto ovviamente della formazione per le opportunità di lavoro. Allora, io devo dire che il manager culturale è una merce piuttosto rara. Nel nostro sistema, forse anche in ragione del fatto che c'è una proprio italica dicotomia, no? Tra le competenze tecnico-scientifiche e quelle umanistiche di gentiliana memoria, la cultura, che è il nostro principale, se vogliamo, uno dei nostri principali asset, si è trovata carente di asset manager competenti, cioè di qualcuno che, conoscendo il sottostante, fosse anche in grado di farlo rendere, o quantomeno di tenerlo in situazione di sostenibilità. Ecco, le università e i rapporti con le università sono fondamentali da questo punto di vista, perché le università hanno fatto passi avanti importanti. Negli ultimi anni l'istituzione, banalmente, di Ca' Foscari, della Triennale Egart e dei master della Challenge School in economia e gestione dei beni culturali, hanno offerto una risposta concreta, creando nuovi manager culturali che sono in grado effettivamente di far compenetrare questi due aspetti prima separati
della cultura. Un altro aspetto sono ovviamente tutte quelle parti di public engagement, dicevamo di terza missione, fatte con entrambe le università, molte delle quali sono dedicate all'incontro fra domanda e offerta di lavoro in campo culturale. Ecco, l'esempio sono i Contamination Lab, ma anche i VDV dello UAV, dove studenti provenienti da percorsi di studio diversi partecipano a laboratori con istituzioni, imprese operanti nel mercato della cultura e sono chiamati a progettare e realizzare e gestire progetti culturali reali, quindi non cose teoriche, cose reali, affiancati da manager e professionisti del settore. Questo vale per molte situazioni delle attività che vengono svolte nell'ambito cittadino, nell'ambito della terza missione, progetti come Incroci di Civiltà o lo Short Film Festival, che sono progetti dove noi interveniamo coprogettando questi progetti, danno sicuramente delle competenze e delle professionalità che possono essere spese e mantenute nel nostro territorio. Per quel che riguarda le ricadute sulla residenzialità, abbiamo già detto, l'aspetto ovviamente dell'ingaggio delle risorse sul territorio e cercando di farlo come sistema è sicuramente un aspetto importante. L'altro aspetto però non attiene alle fondazioni evidentemente culturali, ma è un aspetto che riguarda la politica, cioè le politiche di residenzialità non le fanno le fondazioni culturali, ci vuole una scelta, quella scelta la aspettiamo ancora e prima o poi speriamo arrivi. Chiudo sugli aspetti di sostenibilità economica e sociale, perché la cultura rappresenta effettivamente un patrimonio con prospettive di redditività elevatissime, ma di lunghissimo periodo, al punto che la definiamo un fine, neanche prima che un mezzo. È un fine prima che un mezzo perché è proprio l'investimento della vita, l'investimento di lungo termine. Nel medio termine però rappresenta anche un mezzo per la crescita economica, un elemento fondamentale in questa città ed è anche stato dimostrato, se non come dire, nei modi in cui vorremmo farlo nella prossima ricerca, ma se ne è parlato, di diversificazione della base economica di questo territorio per non morire appunto di monocultura turistica. Ed è l'investimento ESG, Environmental, Social and Governance, come si dice, per antonomasia, perché come dire, è quell'investimento che importa la cura dell'ecosistema, dove la preservazione dell'estetica del paesaggio e l'etica della fruizione condivisa coincidono. In più è anche un elemento che ha un aspetto di inclusione e coesione sociale, quindi l'acronimo Social and Governance arriva qui. E la gestione dei beni culturali deve avere questi due elementi come elementi garantiti. E quindi la cultura fatta dalle fondazioni culturali non può e non deve essere accessibile come dire, attraverso la banalizzazione dei contenuti, ma sempre attraverso la semplificazione dei processi di accesso alla cultura medesima. Quindi la cultura viene trasferita al grande pubblico attraverso un'opportuna e meticolosa operazione di mediazione culturale. Deve abituare i palati di tutti a riconoscere il bello e il buono per costruire le società di domani. Questo rende la cultura l'investimento sostenibile per antonomasia. Noi abbiamo l'obbligo, l'onere e l'onore di occuparci di rendere reale e gestire bene questo patrimonio. Grazie a Giovanni Dell'Olivo, fa piacere vedere qui anche Michele Bugliesi che ha presieduto la fondazione per gli ultimi anni, adesso Vincenzo Marinese ha preso il suo posto e che ha comunque illustrato le tante attenzioni e le tante articolazioni che anche una fondazione di media dimensione ma di una ricchissima storia, anche una ricchissima collezione a sua volta, come la Fondazione di Venezia ha, come grande responsabilità e grande coinvolgimento e soprattutto una grande cura di tutti i processi di comunicazione, erogazione e così via.
Ora la parola a Venetian Heritage, che da oltre 25 anni è una organizzazione, cioè una fondazione internazionale no profit con un ufficio a New York, a Venezia, e che, leggendo la sua mission nel sito, sostiene e celebra, in linguaggio più burocratico diremmo conserva e valorizza l'eredità della cultura veneziana non solo a Venezia ma anche nei territori della Serenissima, che come sappiamo si sono stati nei secoli passati molto estesi, ma non solo con restauri ma anche con mostre, pubblicazioni, ricerche e soprattutto trovando sempre soluzioni originali sia di intervento sia di finanziamento. Ed è qui il suo direttore Toto Bergamo Rossi, a cui do la parola. No, premetto, buonasera a tutti, c'era un questionario, Sì, certo. che però loro non lo sanno. L'ho detto prima. E quindi non si può proiettare... No, non credo adesso. No, Vabbè, c'era un questionario al quale noi dovevamo rispondere, quindi c'è una traccia, non è che parliamo no, perché magari cioè io vedevo che lui leggeva il questionario, però voi non lo sapevate. Adesso io ve lo dico, sono 5 domande, io risponderò alle 5 domande. Ecco, sì, pragmatico. Allora, in neretto, il resto no, perché è scritto anche in piccolo, non vedo più niente. Allora, le nuove professioni, in pratica, cosa una fondazione come la fondazione che dirigo può provocare? La descrivo anche un attimo. La fondazione è molto piccola, siamo in 4, siamo tutti qui in ufficio a Venezia e una persona part-time a New York. Raccogliamo 4 milioni e mezzo all'anno, dipende dal progetto. Attualmente il nostro grande progetto è il restauro dell'Accadoro e siamo impegnati con 8 milioni di lavori a un museo del Ministero della Cultura che apriremo tra 2 anni. Nuove professioni con i quali siamo coinvolti, certo, ad esempio le persone che collaborano con me in ufficio sono arrivate grazie a un master con il quale collaboriamo con l'Università Ca' Foscari. Gli studenti vengono, passano un periodo di tempo collaborando con noi, poi a loro risulta un punteggio come esame, ma una di queste è diventata mio braccio destro ed è con me da 8 anni, ciao Valentina. E quindi sono collaborazioni molto importanti e soprattutto che nel piccolo si riversano anche nella città. Altre collaborazioni sempre a livello di nuova professione, per esempio la nostra campagna di restauri in Croazia, che è durata almeno 8 anni, ha formato, grazie a una collaborazione tra l'UNESCO e la Fondazione Getty, abbiamo ricevuto delle borse di studio per fare dei training di conservazione, perché la Croazia in quegli anni, soprattutto nel 99, usciva da 4 anni da una brutta guerra e diciamo il know-how della conservazione e del restauro dei monumenti storici era zero. E quindi lì abbiamo portato una mano abbiamo messo i giovani di fronte ai loro monumenti in un modo diverso e adesso siamo contenti di sostenere degli interventi di restauro ancora in Dalmazia e sono eseguiti dalle maestranze locali che all'epoca erano stati i nostri borsisti, quindi è una bella continuità del nostro operato. Punto numero 2, formazione e opportunità di lavoro. In che modo la Fondazione contribuisce alla formazione? L'ho già detto adesso, in pratica noi appunto, abbiamo la possibilità di elargire borse di studio e quindi soprattutto in territori, appunto come dicevo prima, la Dalmazia, in Croazia, dove il know-how del restauro era molto basso. Ricadute sulla residenzialità, questo Venetian Heritage diciamo che è un punto che no, lo salterei, anche se sono uno dei più grandi e ferventi combattenti contro Airbnb e bed and breakfast, prima o poi mi bruceranno la casa a me, ma diciamo che continuo ogni giorno a massacrare tutti attraverso i social media e non solo contro questa peste del 2025, perché sappiamo appunto che quanto danneggia la vita di tutti i giorni in una città soprattutto come Venezia. Attivazione di reti di subfornitura.
Certo, i fondi che raccogliamo e che vengono destinati ai nostri interventi di restauro sono tutti poi devoluti attraverso a imprese sia di restauro, come anche la mia amica Emanuela, i cataloghi li fa Marsilio per esempio, e i restauri li fanno le imprese veneziane, gli studi li fanno degli storici di arte, tutte attività che finanziamo, e quindi una ricaduta in piccolo, un po' di settore sul territorio in qualche modo l'abbiamo. Appunto la stessa è sostenibilità economica e sociale, quali iniziative avete sviluppato per garantire la sostenibilità a lungo termine, appunto sostenendo molte imprese che si occupano appunto di restauro conservativo, allestimento mostre e via dicendo, cataloghi, grafica, tutto quel mondo lì. Collaborazioni e sinergie, collaborazioni ne abbiamo molte, anche perché, come diceva Paolo prima, la nostra fondazione non ha uno zoccolo duro di cassa, noi andiamo a fundraising, raccogliamo fondi a progetto. In questi ultimi anni le grandi società che hanno ancora molti mezzi, diciamo che quelle più vicine a noi sono le società della moda, perché hanno ancora la possibilità di elargire importanti donazioni. In questo caso abbiamo una collaborazione che abbiamo anche sdoganato un modo di agire dei comitati privati e della nostra Paola che è presidente. Prima erano dei restauri molto, si adottava un restauro, una chiesa, un altare, un'opera d'arte, ed era una specie di fundraising di alcune persone private, un gruppo di amici. Adesso siamo passati ai corporate, che perdi molto meno tempo. Ad esempio io che faccio anche fundraising, è molto meglio avere a che fare con i corporate, firmi un contratto, il contratto lo inizi, lo finisce, c'è una performance e i soldi arrivano molto più facilmente. E in questo caso, diciamo, abbiamo inserito sponsor come Dior, Bulgari, Fendi, tutti il gruppo Arnaud lavora molto con noi, collabora molto con noi, e in questo caso ci siamo allargati non più nel restauro di una singola opera d'arte, ma di un edificio intero o di rilancio di un museo intero, come è successo per Palazzo Grimani, che era un po' dimenticato. Basta, ho finito. Sì, ma allora proprio vorrei dire questo, perché sia nell'incontro scorso che in questo abbiamo due fondazioni che aderiscono anche all'Associazione di Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia. La volta scorsa Adele Herrera Baudengo ha presentato la sua attività che riguarda il recupero dei giardini, ma con anche poi la manutenzione e la gestione per i 20 anni successivi, probabilmente con l'università, l'attivazione di corsi di formazione per giardinieri, quindi un processo di larga portata, che è stato anche sostenuto anche dalla Fondazione di Venezia. E nel caso di Venetian Heritage, ma anche di Save Venice, di Venice in Peril, di molti dei nostri aderenti, c'è sempre di più la spinta, in questo senso la spinta di Venetian Heritage è forte, a concepire un intero progetto. Cioè in questo caso il progetto è aiutare i musei pubblici che magari non hanno spesso la forza di fare investimenti così forti. Così è stato per Palazzo Grimani, un edificio straordinario per la storia stessa della cultura italiana, con la cultura di Raffaello e di Michelangelo che arriva nel Veneto, proprio lì, prima ancora forse che nella Mantova di Palazzo Te, e che però è restaurato a regola d'arte e al tempo stesso rimasto muto in qualche modo, e che adesso invece tramite questo riallestimento e questa serie di continue manifestazioni, una delle quali importante anche in corso, è diventato nuovamente attrattivo. È un progetto analogo, seppur declinato differentemente, per la Cadoro. E ora la volta della collezione Peggy Guggenheim, che è la rappresentante a Venezia della Fondazione Solomon Guggenheim, che include il notissimo Museo di New York, quello di Bilbao e il futuro di Abu Dhabi. Raccoglie, conserva e interpreta l'arte moderna e contemporanea e esplora idee attraverso le culture.
Dal 1980 è attivo e dal 2017 la direttrice ne è Carol Weil, che ringrazio di essere qui, a cui do la parola. Grazie. Grazie Paola, grazie a tutti per questo incontro davvero molto importante. Più fondazioni e più musei ci sono, meglio è, però tengo a dirlo, credo che abbiamo bisogno anche di molti più residenti. Comunque. Dunque, allora, la collezione Peggy Guggenheim è il ramo italiano della fondazione della Solomon O. Guggenheim Foundation. E infatti tu hai menzionato Abu Dhabi e poi Bilbao, ma Bilbao e Abu Dhabi non fanno parte dell'entità legale della Fondazione Guggenheim, ma fanno parte della cosiddetta costellazione Guggenheim, appunto Bilbao che ha più di 25 anni ormai e Abu Dhabi che dovrebbe aprire tra un anno o due all'incirca. Dunque, la collezione Peggy Guggenheim però nasce grazie, come tanti di voi saprete, grazie a Peggy Guggenheim che approda a Venezia nel 1948 e fa vedere la sua collezione nel padiglione greco, perché la Grecia, c'era la guerra civile in Grecia, e poi un anno dopo trova, grazie a un amico, Palazzo Venier dei Leoni, questo palazzo incompiuto e incantato, e ci vivrà fino al 1979. Durante la sua vita Peggy Guggenheim lascerà la propria collezione e il Palazzo Venier dei Leoni alla Fondazione Guggenheim. E dunque da quel punto lì la collezione, che prima infatti era una fondazione fondata da Peggy stessa negli anni 60, diventa proprio fondazione americana e poi anche italiana, perché poi nell'80, dopo la morte di Peggy, il museo, lavorando in Italia, dovendo avere uno staff in Italia, naturalmente diventa una fondazione non profit iscritta alla Camera di Commercio, cosa che mi è sembrata sempre un po' strana. E come dicevi tu, la nostra missione è di conservare e preservare il nostro patrimonio artistico, che comprende appunto la collezione di Peggy Guggenheim, una collezione sorprendentemente piccola, sono circa 350 pezzi, ma tutti di altissima qualità, e sono orgogliosa di dire che forse è uno dei musei più importanti per l'arte europea e nordamericana del XX secolo in Italia e forse anche nel mondo. Vi vorrei dare un po' di dati in brevissimo. Organizziamo due mostre all'anno, siamo il secondo museo più visitato di Venezia, e mi dispiace di essere così autoreferenziale, però sono anche un po' orgogliosa, a dire la verità. Abbiamo avuto quasi 390.000 visitatori nel 2024, la nostra comunità social sta crescendo sempre di più, siamo ormai giunti a 750.000, organizziamo una cinquantina o più di public programs che sono generalmente tutti gratuiti per i nostri visitatori, abbiamo 18 aziende sostenitori aziendali, infatti la collezione Peggy Guggenheim è stata proprio all'avanguardia 35 anni fa con le prime collaborazioni con il corporate, proprio all'americana se vogliamo, per far capire che ci possono essere queste sinergie tra cultura, tra arte e corporate sponsors, perché chiaramente non possiamo fare tutto da soli. E poi abbiamo anche tantissimi sostenitori individuali, so che ce ne sono alcuni qua in stanza, vi ringrazio molto, ormai abbiamo 1700 circa sostenitori individuali. Passiamo, e poi volevo anche aggiungere qualcosa che forse alcuni di voi non sapranno. Possediamo anche il padiglione USA alla Biennale, che è una cosa un po' strana, perché una volta era dello Stato americano, poi è passato al MoMA, il Museum of Modern Art di New York, che l'ha comprato, e poi circa 83 anni fa la collezione Peggy Guggenheim o la Fondazione Guggenheim di New York ha potuto comprare
farlo, grazie anche al nostro comitato consultivo. E questo padiglione lo gestiamo noi, ma non abbiamo nessun parere, non è che scegliamo gli artisti oppure i curatori per le mostre, però lo gestiamo e ce ne occupiamo. Dunque, allora, volevo passare proprio ai così temi, al questionario, ai temi, ricadute sulla residenzialità. Per noi chiaramente è molto importante che questo museo sia più fruibile possibile per i residenti e dal dicembre 2022 abbiamo la gratuità dei giovedì pomeriggio per i residenti o quelli che sono nati nel Comune di Venezia e per gli studenti, chiaramente studentesse degli atenei cittadini. E poi abbiamo la settimana gratuita dei veneziani in occasione della festa della Madonna della Salute. E poi abbiamo anche l'ingresso sempre gratuito per gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. E poi, come dicevo prima, abbiamo numerosissime attività educative gratuite per pubblici diversi per rendere appunto il museo un posto sempre più inclusivo per tutti, dai bambini alla quarta o alla quinta età, ma soprattutto direi le famiglie, gli anziani, le persone con varie disabilità e poi anche organizziamo degli approfondimenti sia in inglese che in italiano. Andiamo avanti. A proposito dei programmi educativi, ma questi programmi credo che contribuiscono moltissimo all'accessibilità e alla sostenibilità sociale e infatti una delle missioni essenziali di tutta la Fondazione Guggenheim e anche della Costellazione Guggenheim è proprio l'educazione. E attraverso i nostri programmi educativi noi intendiamo costituire una risorsa accessibile proprio a tutti i pubblici possibili, in un luogo di crescita, di benessere, di dialogo, di collaborazione e grazie proprio a una disciplina, un approccio multidisciplinare. Dunque alcuni di voi forse lo sanno che abbiamo questi Kids Day la domenica, che sono questi laboratori gratuiti per i bambini tra i 4 e i 10 anni. E l'anno scorso abbiamo avuto quasi 1500 bambini che hanno partecipato. Abbiamo questo programma fantastico dove ci aiuta anche la Regione del Veneto, a dire la verità, che ha scuole di Guggenheim, che sono per le scuole di ogni ordine e grado della Regione Veneto, e questo programma ha ormai 22 anni. E offre agli insegnanti dei corsi a un numero selezionato di opere della collezione permanente perché possono per poter favorire l'inserimento dell'arte nei programmi scolastici, perché temo che non ci siano abbastanza corsi di arte, ma anche di musica nelle scuole. Dunque noi facciamo tutto il possibile per offrire questi corsi ai bambini che magari poi non hanno neanche la possibilità di avere delle opere d'arte a casa. E questo qui lavoriamo con più di 230 scuole nel Veneto. Naturalmente ci piacerebbe anche andare oltre, però intanto ci focalizziamo sul Veneto e sul nord-est Italia. Sostenibilità, allora qua allora, ho un problema, è una cosa sempre molto, molto complessa, però un paio di anni fa abbiamo fatto uno studio di sostenibilità con un'agenzia, una firm, una compagnia che si chiama Metro Economica, che ha pipi di 40 anni, che realizza studi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. E il tema della sostenibilità è credo molto difficile, dobbiamo stare anche molto attenti. Come saprete è un concetto basato su 3 pilastri assolutamente interconnessi e dove dobbiamo trovare assolutamente un equilibrio. Allora, prima di tutto
noi abbiamo fatto lo studio di sostenibilità economico e ambientale, però vorrei dire prima di tutto, fermarmi un attimo sul programma di inclusività e sostenibilità sociale, per il quale non abbiamo fatto uno studio, però vi racconto quello che stiamo facendo tutti i giorni. Abbiamo alcuni programmi meravigliosi come Doppio Senso, che è questo percorso tattile di conoscenza di opere d'arte per le persone che non vedono. E questo va avanti ormai da 10 anni. Abbiamo questo programma che si chiama Io vado al museo, anche in collaborazione con Ca' Foscari, per persone con background migratorio, che è basato sul translanguaging, che favorisce proprio un dialogo interculturale. Abbiamo estate a Palazzo per le persone che hanno più di 75 anni, prima dell'orario di apertura al pubblico, che credo sia molto, molto piacevole. Dunque possono andare alle 9 e godersi il museo in maggior tranquillità. Poi abbiamo questo programma che si chiama Mind's Eye, o l'occhio della mente, che traccia audio in più lingue per aumentare l'accesso a luoghi e opere dei musei, e questo è un programma che facciamo anche con gli altri musei Guggenheim, un progetto molto bello. Dunque questo per quello che riguarda un attimo il sociale. Per la sostenibilità ambientale, allora lì siamo tremendi, devo dire, e siamo un po' colpevoli, anzi abbastanza colpevoli. Perché? Allora, e credo che sia il caso per tantissimi musei, siamo colpevoli perché le maggiori emissioni sono legate proprio ai trasporti delle opere d'arte. Come? Lo diceva Francis Haskell, che tutti questi aerei sì, che solcano il cielo portando infatti, opere d'arte sono degli inquinatori terribili. Come facciamo? Perché chiaramente un curatore o una curatrice vuole raggruppare le opere più belle, migliori, quelle che hanno più senso per una mostra degna di essere chiamata una mostra. Però questo sta diventando sempre più difficile perché vogliamo e dobbiamo essere sempre più attenti alla sostenibilità, e poi naturalmente ci sono la questione dei costi, le casse che costano l'ira di Dio, e dunque stiamo cercando anche noi di organizzare chiaramente sempre mostre temporanee, ma con opere che vengono dall'Italia, dall'Europa o magari solo da una città negli Stati Uniti, dove le opere possono essere raggruppate per minimizzare i costi. E poi noi consumiamo anche molta energia elettrica per mandare avanti tutta la baracca, e poi anche abbiamo l'impatto dei nostri stagisti, i nostri interns che partecipano a questo programma internazionale di tirocinio che ha ormai più di 40 anni, perché loro vengono da tutte le parti del mondo e dunque contribuiamo anche lì ahimè a maggiori emissioni. E dunque questo non va bene, però dunque come dicevo stiamo cercando, e credo che questo lo stanno facendo anche tanti altri musei, di cercare di ridurre queste spese per il trasporto, e che tanti musei almeno negli Stati Uniti, ma credo anche molto in Europa, stiamo cercando di guardare sempre di più alle proprie collezioni, che non è un male, perché tutti vogliono sempre nuove mostre temporanee, però credo che anche guardare le proprie collezioni possa essere molto una grande ricchezza. Allora, invece, per la parte dello studio di sostenibilità legato all'economia, lì siamo invece piuttosto bravi, perché l'analisi che abbiamo fatto fare ha utilizzato dei metodi econometrici per misurare il valore direttamente generato dal museo. E qua ci sono tanti impatti diretti e indiretti su altri settori dell'economia locale. C'è una ricaduta positiva locale, per esempio per esercizi commerciali che lavorano di riflesso, con chiusure, esercizi commerciali, per esempio il martedì, il giorno in cui siamo chiusi. Infatti è per quello che io sono qua di martedì, se no non potevo. Ecco. E poi abbiamo un impatto positivo sulla città e sulla regione,
soprattutto nel settore dell'ospitalità, la ristorazione, l'alloggio, oppure in termini anche occupazionali, con la creazione di circa 8.200 posti di lavoro all'anno tra lo staff, i fornitori, i servizi che ruotano tutti intorno alla colazione. Dunque il valore stimato dell'effetto economico diretto generato dai visitatori della PGC a Venezia è pari a, allora qua devo per non sbagliare, all'1,2-1,4% del PIL della città, dove ogni euro speso nel corso delle visite alla collezione Peggy Guggenheim ha un effetto moltiplicatore sul PIL pari a quasi 2 euro. E poi anche le entrate nette delle finanze pubbliche beneficiano dell'impatto economico totale. Dunque vuol dire che alla fine le nostre attività direi sono piuttosto sostenibili, anche perché il pilastro economico compensa fortemente i costi generati invece dall'utilizzo delle risorse naturali e di tutto quello dove siamo proprio perfidi per quello che riguarda l'ambiente. Attivazione di reti di subfornitori. Allora lavoriamo sempre di più con dei fornitori locali a Venezia, nel Veneto, oppure con fornitori italiani o nell'Unione Europea, appunto per cercare di minimizzare le emissioni di carbone. Per esempio per il nostro shop ci tengo al fatto che dobbiamo creare sempre di più localmente. Per esempio abbiamo delle maglie, delle borse prodotte nel carcere maschile di Venezia, riduciamo chiaramente gli imballaggi in plastica, la nostra oggettistica viene principalmente dall'Italia. Lavoriamo anche con dei giovani artigiani gioiellieri che recuperano anche tanti materiali e poi lavoriamo molto con l'ultima tipografia rimasta a Venezia, che sono le grafiche veneziane. E poi per tutto quello che riguarda i lavori di manutenzione, e qua mi direte ma sì, questo ci sembra normalissimo, però lavoriamo con le imprese edili, elettricisti e pittori del territorio, perché anche loro chiaramente conoscono anche le difficoltà di lavorare a Venezia. Collaborazione e sinergie. Allora, uno dei progetti più... ma no, sono tutti belli. Allora, abbiamo tante collaborazioni istituzionali. Qua vedete questo qua del Dorsoduro Museum Mile, che era l'idea creata già un bel po' di anni fa di creare un percorso di praticamente 800 anni dalle gallerie dall'Accademia, passando per il Palazzo della Fondazione Cini alla PGC, poi per arrivare a Punta della Dogana. E questo permette anche l'acquisto di un biglietto ridotto. Quando uno va per esempio da noi può andare alla dogana per €1 in meno. Lo so che non è tanto, però intanto è un gesto e si spera che possa fare qualcosa. Con Ca' Foscari collaboriamo, abbiamo organizzato un convegno con loro, lavoriamo anche con il NISH, che è il New Institute Center for Environmental Humanities. Infatti nel 2023 abbiamo lavorato su tre incontri appunto sulla sostenibilità. Collaboriamo anche con il UAV per certi programmi, con Palazzo Grassi, con l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Anche l'anno scorso, quando abbiamo avuto la mostra di Marina Apollonio, abbiamo fatto anche qualcosa di molto bello con gli studenti dell'Accademia. E poi anche lavoriamo con altre entità. Però continuo, formazione e opportunità di lavoro. Allora intanto i stagisti di cui parlavo prima, tanti vanno a lavorare nel campo dell'arte e abbiamo alcuni stagisti interns abbastanza famosi. Per esempio l'ex direttore del Metropolitan Museum, Thomas Campbell, era un stagista preso di noi. L'attuale direttore del British Museum, Nicholas Cullinan, un altro stagista. Il regista Sam Mendes, che anche lui è stato intern.
E poi offriamo delle borse di studio per dei tirocini di diversi mesi in dipartimenti specifici, e questo credo aiuta anche moltissimo gli studenti. E poi da circa 10 anni aderiamo al programma di alternanza scolastica, che ormai si chiama, ha un altro nome, appunto, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Mi sembra un po' lungo, comunque prima era più facile. E dunque credo che dare queste opportunità ai ragazzi è proprio una cosa di cui anche il museo è molto soddisfatto, è qualcosa che naturalmente continueremo con molto entusiasmo. Le nuove professioni, allora infatti citava il social media, infatti abbiamo una nuova figura che si occupi solo di quello, anche se chiaramente bisogna stare attenti, basta vedere anche l'Australia che cosa ha fatto, cioè fino a 16 anni credo che non si possano usare i social media, dunque però comunque i social media è importantissimo e abbiamo questa figura che è molto molto brava. E poi che cosa volevo dire ancora? Ok, dunque ultimo, mi dispiace, dovevo fare un po' di pubblicità. La nostra prossima mostra apre il 12 aprile e dunque vi aspetto a Palazzo Venier dei Leoni. Grazie. Allora è straordinario come questa casa, che mantiene, un miracolo come si è riuscita a mantenere il senso della casa, proprio probabilmente per la grande personalità che l'ha ispirata e per gli sforzi della direzione, insieme a trarre in spazi piccolissimi tutti questi visitatori. La grande attenzione che abbiamo appreso stasera proprio sulla mediazione culturale, sulla didattica, sull'infinità di programmi che veramente sono un po' l'anima e il cuore di un museo, accanto naturalmente ad una collezione, una posizione straordinaria. Va anche detto che questi stagisti o diventano poi importanti, si può dire si fa lo stagista alla Guggenheim e poi si diventa direttori di un importante museo, ma diventano anche, con dei mesi passati a Venezia nella loro in genere giovinezza, diventano poi degli amici fedeli della città e non dei visitatori di passaggio. Ma insieme alla cultura umanistica e artistica c'è anche la cultura scientifica, che è una straordinaria realtà ed è rappresentata a questo tavolo, ma a Venezia e nel mondo, dalla Fondazione Giancarlo Ligabue, che è l'evoluzione del Centro Studi e Ricerche fondato da Giancarlo Ligabue nel 1973 e che si occupa di archeologia, antropologia, paleontologia, scienze naturali e arti figurative. Giancarlo Ligabue, a cui ha anche intitolato il Museo di Storia Naturale del Comune di Venezia, della città di Venezia. Quindi è invidiabile la situazione di un museo civico che ha alle spalle già una sua, in qualche modo, fondazione, anche se ovviamente l'attività della fondazione si espande molto. Abbiamo anche apprezzato mostre di carattere molto vario, da quelle che riguardano proprio il patrimonio, ma no, legate sempre al patrimonio della collezione, ma che è molto diversificato. Nel 23 sono stati festeggiati i 50 anni, ma mi pare che ci siano ancora molti programmi e do la parola per illustrarlo e portarvi a conoscenza maggiore di questa realtà il suo presidente Inti Ligabue. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie all'Ateneo Veneto, grazie al Presidente Magaraggia per l'invito, è sempre un piacere venire qua e oggi, questa sera, lusingato di condividere il tavolo con questi illustri relatori. Fondazione Ligabue nasce nel 2016, come Paolo, come hai detto tu, come evoluzione del centro studi nato nel 73. Abbiamo appena celebrato 50 anni, lo stesso anno in cui celebrava 100 anni il Museo di Storia Naturale, quasi neanche farlo apposta.
E il centro studi per appunto più di 40 anni ha organizzato spedizioni, era un centro studi di ricerche, più di 130 spedizioni in ambito archeologico, scienze naturali e paleontologico, portando appunto alla scoperta del dinosauro che oggi è al Museo di Storia Naturale. Fondazione nasce nel 2016 come omaggio, come ricordo a un padre. Quando viene a mancare io mi rendo conto che la collezione che lui aveva raccolto in tanti anni di studi non poteva rimanere chiusa in un palazzo, ma doveva essere condivisa, e nasce quasi contemporaneamente appunto con la prima mostra che abbiamo organizzato. Quindi Fondazione è più in ambito divulgativo che al momento nella ricerca, e nasce con la mostra appunto organizzata Il mondo che non c'era a Firenze, appunto sulle collezioni precolombiane. E venendo al tema di oggi, quindi Fondazione è sicuramente, qual è la struttura oggi di Fondazione? Fondazione ha una segreteria organizzativa, tanto siamo anche noi, non abbiamo un numero importante di colleghi, siamo 8 colleghi a tempo fisso e arriviamo con l'indotto in attività produttiva ad arrivare tra i 20 e i 30 collaboratori. Oggi abbiamo una segreteria organizzativa, abbiamo un responsabile dei programmi culturali, un registrar, un conservatore delle collezioni che deve appunto conservare e diciamo valorizzare le collezioni, un social media manager. Mi ritrovo con tutto quello che è stato detto prima da Giovanni e poi da Carol. Quindi oggi nell'ambito culturale di queste organizzazioni, queste istituzioni culturali, vi è una complessità di competenze che vanno appunto diciamo, a corollario di quelle che sono anche mostre, eventi complessi. Noi nelle ultime mostre organizzate, cito per dire Idoli, il potere dell'immagine organizzato all'Istituto Veneto, abbiamo avuto 26 prestatori, quindi l'ambito, diciamo, nella prima tematica, quella relativa alla formazione e alle figure professionali, quali sono le nuove figure professionali, io sottolineerei il registrar, tra l'altro, come diceva anche il Presidente Baratta, una figura che da poco è stata riconosciuta in ambito ministeriale dall'anno scorso, da luglio dell'anno scorso. Il registrar che ha a che fare con competenze legali, normative, in tutto ciò che è la circolazione dei beni culturali. E per appunto, nel nostro caso, nella mia prospettiva, quello che è l'organizzazione di un evento culturale complesso, dove si ha a che fare, abbiamo avuto la fortuna di avere prestiti dal British Museum, dal Louvre, la Schmolien. Avere queste complessità devono essere appunto seguite da una, diciamo, figura professionale di questo tipo. Ricadute sulla residenzialità, io direi ricadute attive e passive. Attive è quello che oggi ho 2 colleghe qui e sono entrambe lombarde e vivono una a Venezia e una a Mestre, addirittura una delle 2 ha appena comprato casa a Mestre, quindi insomma c'è una ricaduta chiaramente sulla residenzialità. Io faccio una battuta soprattutto su Venezia Isola, ma ci sono poi le locazioni, c'è modo di aumentare questa residenzialità? Ho esperienze personali in cui anche collaboratori nell'ambito aziendale ho chiesto che vivessero a Venezia e non trovavano casa, quindi sicuramente ci sono delle ricadute positive e attive, ma mancano comunque quelle che sono poi le locazioni. Dal punto di vista, diciamo, non posso che seguire l'esempio di Carol, quindi il nostro motto è conoscere e far conoscere. In che modo? Nel modo più ampio possibile. Quindi organizziamo almeno 4 o 6 dialoghi all'anno completamente gratuiti. I prezzi delle nostre mostre hanno sicuramente delle agevolazioni per i veneziani e comunque hanno un prezzo molto, molto accettabile, tra i più bassi della città. Attivazione delle reti di subfornitura. Per noi i fornitori locali è una scelta naturale. È una scelta naturale sia ovviamente per quella che può essere la semplicità e la conoscenza di un ambito così complesso come Venezia, ma anche e soprattutto perché ogni collaborazione contribuisce a preservare l'autenticità della nostra realtà, della nostra città. Io vorrei fare una spudorata pubblicità ad alcuni artigiani con cui lavoriamo, per dire... Posso? Magari sì, ci fanno uno sconto dopo. Anche perché lavora per tutti noi. Esatto. Noi stiamo, e qua forse mi hanno detto di non dirlo, ma io lo spoilerò.
apriremo presto la sede di fondazione. Noi fino ad oggi abbiamo sempre organizzato le mostre di fondazione all'Istituto Veneto, a Palazzo Franchetti, e a breve apriremo la sede di Palazzo Erizio, che si chiamerà Palazzo delle Arti. I fornitori che in questo momento, i partner che in questo momento ci stanno aiutando in tutti quelli che sono i lavori, sono partner locali che fanno il pastellone, per dire questo fardin, io lo chiamo il passionario perché ti racconta come viene fatto il pastellone con una passione che nessuno, oppure Unisve che ha fatto tutti i marmorini, oppure Carol conoscerà benissimo Trevisanello che gli fa tutte le cornici, quindi per noi è questa una collaborazione naturale, e l'architettura che abbiamo qui. E non può che essere una scelta naturale. Tra l'altro mi viene in mente un aneddoto, se posso condividerlo velocemente. Avrò avuto meno di 20 anni e mi convoca Cacciari, sindaco all'epoca, mi dice: tu devi fare un museo che ricordi tuo padre. E io dico: sindaco, dove? A casa tua. E io al momento dissi di no, però poi vorrei dirglielo che non avrei mai pensato di ascoltare un suo consiglio, ma e quindi questo è sicuramente una cosa importante. Sostenibilità. La nostra fondazione non è sostenibile economicamente, lo sa bene il mio tesoriere. Perché? Perché come dice il nostro revisore Diaz, ogni fondazione operante non porterà mai un bilancio inutile, ma questo è sicuramente il percorso che vogliamo fare. Noi oggi ci sosteniamo attraverso un'altra attività che io seguo, è quella aziendale, e abbiamo dei partner che ci aiutano in quella che è la sostenibilità economica. Chiaramente non basta. Il cambio verso appunto una sede che ci ospiti è sicuramente una direzione verso, a parte gli scherzi, verso una sostenibilità economica e anche una sostenibilità ambientale, perché è vero che tutta la logistica che gira attorno allo spostare opere è qualcosa di incredibile e va sicuramente rivista. Collaborazioni e sinergie, non posso che recitare l'Ateneo Veneto, l'Istituto Veneto e poi il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, un regalo imperituro che i musei civici e il Comune hanno fatto a me, hanno fatto a mio padre, e per cui sarò sempre grato. Abbiamo organizzato il centenario con loro l'anno scorso, organizzando più di 10 conferenze al museo, e stiamo oggi collaborando a quella che è la pubblicazione del museo. Io concludo con quella è la mia idea di impatto delle fondazioni. Da qualche tempo come imprenditore mi sto ponendo qualche scrupolo su quello che è il paradigma economico attuale, credendo che forse ci siano delle cose da rivedere chiaramente. E in questo una lettura molto interessante di Tim Jackson, e mi avvicino un po' a quello che ha detto il Presidente Baratta prima, citando un economista. Tim Jackson dice che è anacronistico valutare il benessere attraverso il PIL, come viene fatto quotidianamente dalle economie. Le economie vengono valutate, se cresce il PIL, cresce il benessere, ma questo non più nei paesi che rappresentiamo noi. Oggi il benessere è rappresentato dalla salute per tutti, da una democrazia, libertà di parola e dalla cultura. E a mio avviso le istituzioni culturali sono questo, indice di benessere, e noi dobbiamo sicuramente preservarle. Grazie. Non solo i nostri relatori ci hanno dato delle visioni appassionanti e soprattutto ci hanno dato la misura del loro commitment, della loro dedizione a questo impegno nelle proprie fondazioni, ciascuno di loro, ma anche hanno rispettato i tempi, una cosa straordinaria. E quindi devo dire che se volete abbiamo una ventina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti per fare qualche domanda, la prima della quale forse è del Presidente Baratta a Carol Weil.
mi ricordo più se voi gestite il padiglione USA al Giardini. Lei dice però che non nominate il curatore. Qui non mi ricordo più chi lo nomina. Il Dipartimento di Stato americano. Vabbè, possiamo aspettarci di tutto. No, questo appunto. Non nominiamo. Adesso arriva Musk. Ecco, anche quello. Sì, no, noi non nominiamo il curatore o l'artista del padiglione. Questo è sempre stato il Dipartimento di Stato con una commissione artistica. Noi non c'entriamo niente, se no sarebbe anche un conflitto. Auguri a questa commissione artistica. Ha ragione, chissà che cosa succederà l'anno prossimo. Allora, innanzitutto apprezzo moltissimo tutti gli interventi, anche perché tutti questi interventi hanno come fondamento il tema della fondazione. E le fondazioni, non possono esistere le fondazioni tout court, perché ogni fondazione ha bisogno di un ideale, altrimenti non si fonda nulla. E per dire questo e per sostenere questo, vorrei ricordare intanto il fatto di essere a Venezia, ma questo aforisma di Nietzsche su Venezia. Cioè gli uomini, per dimostrare il valore dell'arete, cioè della virtù, scelsero di costruire una città nel luogo più inospitale, una palude. 2 punti. Costruirono Venezia. Cioè Venezia è il risultato di un ideale. Ora, questo ideale, nella cultura di oggi, la virtù, mi chiedo dove sta la virtù nel mondo contemporaneo, che è diventato, la virtù diventa il virtuale. Tutto si espande orizzontalmente. Questa è una grande questione. E siamo in una sala come questa, dove l'ideale dimostra che le fondazioni non sono quelle che stanno sotto i nostri piedi, sono gli ideali che stanno sopra la nostra testa, perché questa sala è divisa esattamente in 2, dove questi quadri, questi sfondamenti, questa, come dire, legge di gravità del cielo è molto più potente perché tiene appeso il baricentro di questa stanza che è materica. Detto questo, le fondazioni sono straordinarie, importantissime, e apprezzo moltissimo tra l'altro il discorso del presidente Baratta che ha fatto all'inizio, perché Venezia deve ritornare ad avere questi ideali che adesso per il momento non li vedo, ed è in una grave crisi la città di Venezia. Sì. Grazie. Le singole fondazioni sono invece ognuna di loro sostenuta da grandi ideali, come abbiamo visto in questi 3 incontri. Grazie. Buona serata a tutti. Se ci sono rappresentanti di fondazioni, sappiate che non appena riusciremo a mettere in piedi questa ricerca, tutti saranno contattati e vi chiediamo la disponibilità a fornire i dati che verranno richiesti, a interloquire comunque, non solo a fornire dati, ma diciamo a sviluppare un rapporto con i ricercatori, proprio in modo da, come dire, avere una visione più chiara di questo straordinario ecosistema di produzione, il cui impatto sociale, culturale, economico, ambientale. Grazie a tutti e buonasera.